Ed ora spazio alla nostra rubrica Sociale con lode. Andiamo a scoprire un'associazione e i volontari che si prodigano per l'altro. Vediamo il servizio. L'Alzheimer risulta la malattia più diffusa tra le forme di demenza, con oltre 110.000 malati solo in Veneto. Proprio a supporto dei familiari con persone affette dalla malattia neurologica, la Regione Veneto ha attivato un progetto di assistenza che conta una rete di 42 centri per il decadimento cognitivo e una mappa di centri sollievo sorti nel territorio grazie alla collaborazione tra comuni, ULSS e volontari. Esiste una rete che è stata già stigmatizzata nel DGR regionale, dove insieme lavorano comuni, ULSS 2 e naturalmente volontari, che sono la vera forza di questo sistema. Una rete che pensa soprattutto al caregiver, che è la persona che sostiene di più il malato d'Alzheimer, ma che pensa anche a aiutare dal punto di vista psicologico e di sostegno chiaramente la persona che a casa ha il paziente con l'Alzheimer, ma che pensa anche di servirsi in modo positivo del volontariato, per esempio per dare sollievo proprio a chi si prende in casa, chi è in casa il paziente con Alzheimer. Nei centri sollievo personale sanitario e volontari assistono con continuità ospiti e caregiver, ovvero familiari che si prendono cura della persona affetta da Alzheimer. Un'iniziativa che ha l'obiettivo di arrivare ad offrire in tutto il territorio regionale un aiuto concreto. I centri sollievo sono nati per dare sollievo alle famiglie, soprattutto ai caregiver. Siamo attorno ai 300 volontari. Gli ospiti mediamente hanno una media di 10-12 ospiti per progetto sollievo, quindi siamo attorno ai 200-250 ospiti. L'ospite viene portato presso il centro, li trova dei volontari che vengono preparati per fare stimolazione cognitiva e fisica. Tutta una serie di attività per stimolare quelle che sono le potenzialità residuali che ha ogni ospite. Una collaborazione tra pubblico e privato ad integrazione dei servizi domiciliari che ha recentemente inserito un questionario di monitoraggio utile a comprendere gli ambiti di soddisfazione dei familiari ed eventuali aree di intervento. Gli obiettivi sono due, sostanzialmente: sentire qual è il vissuto dei familiari rispetto all'assistenza che devono prestare ai loro parenti con Alzheimer e rispetto all'assistenza che viene erogata dai centri sollievo. Quindi un angolo visuale che è inconsueto rispetto al nostro. L'altra cosa fondamentale è noi ci aspettiamo che dai dati raccolti emerga un forte riconoscimento per il valore di quello che fanno i volontari. Ci saranno delle aree potenzialmente migliorabili, su quelle andremo a lavorare come azienda sanitaria insieme ai centri sollievo.